Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Andiamo in diretta a Padova perché c'è stata l'ennesima violenta rissa tra bande rivali e c'è un pakistano in fin di vita all'ospedale. In diretta da Padova Anna De Roberto. Eccoci direttore, buongiorno. Siamo praticamente nel punto nevralgico, nel centro di Padova, il punto che dà l'accesso al quartiere del Portello. Alle mie spalle inizia via Iapelli, c'è anche la famosa aula studio che è aperta fino a tardi la sera ed è venuta proprio qui, su quelle murette, la rissa a cui appunto hai accennato tu in apertura. C'è un pakistano che è ridotto in fin di vita, la prognosi è riservata, è ricoverato in terapia intensiva. Ci siamo messi in contatto davvero pochi minuti fa con l'ufficio stampa dell'ULSS per avere degli aggiornamenti sul suo stato di salute. Che cosa è accaduto? Ieri sera intorno alle 23:30 questa via è popolata a quell'ora perché è ancora una via universitaria con l'aula studio aperta, con diversi bar, pizzerie, kebab che insistono qui tra via Altinate e via Belzoni, quindi sono anche bar che tengono aperti fino alle 2 di notte e possono vendere alcolici. Due cittadini pakistani hanno iniziato a bere insieme, erano seduti qui su questa muretta, poi ad un certo punto non si sa che cosa sia accaduto, c'è stato un alterco e sono venuti alle mani. Uno dei due ha sferrato un pugno al volto del rivale, un pugno fortissimo che l'ha fatto direttamente cadere a terra e andare in arresto cardiaco. Fortunatamente c'erano dei passanti che hanno allertato immediatamente i soccorsi. L'ospedale si trova proprio qui a 300 metri di distanza, quindi i soccorsi sono stati davvero immediati e l'uomo è stato portato in ospedale dove ad oggi lotta tra la vita e la morte. Noi vi abbiamo incontrato un residente, eccolo qui, ve lo presentiamo, si chiama Vittorio Carbone e lui è un po' la memoria storica di quello che è accaduto. Venga qui vicino a me. È un po' la memoria storica, direttore, di quello che sta accadendo qui in questo quartiere. Diceva c'è stato un accoltellamento una settimana fa. No, alcuni mesi fa lì. All'incrocio con via Falloppio, 7-8 mesi fa un accoltellamento, poi risse alcuni giorni fa. Il fatto che dite voi, molti anni fa ci sono stati 2 morti scannati di notte per una rissa sempre in via Iapelli. Cioè questa noi l'abbiamo denunciato, polizia, questore e così via. È una zona franca, qui tutti fanno quello che vogliono. È cominciato con la movida fino alle 2-3 di notte, anche oltre, casino indescrivibile, nonostante le proteste dei residenti, è continuato con lo spaccio che dura da moltissimo tempo. Però la roba preoccupante... Spaccio di cui lei è stato testimone, lei vede. A casa mia questi spacciano apertamente, preparano le dose davanti ai nostri occhi, non hanno timore di niente. Ma mentre prima c'era una certa discrezione nel fare queste cose, adesso proprio non ha nessun timore, cioè sono loro i padroni del territorio e lo manifestano in tutte le maniere, compresi il fatto che adesso il loro lavoro dura fino alle 3-4 di notte, cioè noi alle 3 di notte nel nostro condominio sentiamo concerti di musica araba, radio a tutto volume, urla, risse anche fra di loro alle 3 di notte. Tra l'altro, Vittorio, direttore, guarda che cosa abbiamo trovato qui su questa muretta, è pieno di tappi. Se venite la mattina ci sono decine di bottiglie di birra, esatto, sotto i portici, perché quelli dei bar che vendono alcolici puliscono, e invece l'etamaia è sui condomini circostanti, perché questi vendono birra ai magrebini e ai nostri giovani. Ci sono un sacco di studenti qui. Sì, ma il problema è un equivoco la storia degli studenti, perché questi che fanno casino non è questione di studenti, gli studenti la mattina vanno a lavorare, vanno a studiare e così via, questi stanno qua fino alle 3 a bere, questa è gente che rischia l'alcolismo e nessuno se ne rende conto. Tutti quelli, università, comuni e così via, che dicono che devono divertirsi, sono corresponsabili della deriva alcolica di questi giovani, che bisogna eliminare questo equivoco studenti movida, no, qui è diverso il discorso, qui è un gruppo che non rispetta assolutamente il diritto dei residenti a dormire e sono liberi, ma quella libertà allora si chiama libertà negativa. Anche perché poi di fatto, allora, almeno una ventina di questi tappi di bottiglia abbiamo trovato qui sul muro
sulla la muretta della banca Intesa San Paolo di via Iapelli. Ce ne sono tantissimi, tutte le mattine è così, ma ovviamente poi in preda ai fumi dell'alcol si alza, no, anche il livello della discussione, e evidentemente è quello che è accaduto ieri sera quando i due pakistani sono venuti alle mani, ma questa volta davvero c'è un uomo che sta lottando tra la vita e la morte, dunque la situazione è veramente molto molto critica. Scriverete al comune? Guarda, abbiamo chiesto migliaia di incontri, non scriviamo più, siamo esasperati e sfiduciati. Abbiamo fatto richieste anche recenti, non ci hanno ascoltato. Cosa vuoi che scriva? Bonavina, che dici che qui va tutto bene, che si divertono e così via. Cioè, noi residenti, quando abbiamo gli incontri con il comune e così via, siamo trattati come un fastidio. Cioè, noi abbiamo la sensazione di essere un fastidio per gli amministratori e tutto il resto. Grazie Vittorio. Direttore, questa è la situazione qui, siamo in via Iapelli. Vittorio, resti qui. Questa è la situazione in via Iapelli. Appunto confermo che il pakistano colpito ieri sera è vivo, ma è in prognosi riservata, in terapia intensiva. Grazie molte ad Anna e Roberto, per la parte tecnica Cristian Rocche. Allende, degrado che aumenta nelle città del Veneto, Padova in particolare, e a mali estremi rimedi, e così un ex campione del ciclismo, Giorgio Morbiato, per sventare il pericolo di altri furti nel suo negozio, dorme all'interno dello stesso negozio. Lo ha intervistato Francesco Rattaia dal Bignasego. Sì, buongiorno da Albignasego, siamo nel negozio del signor Giorgio Morbiato, che è un negozio di biciclette che è stato saccheggiato, razziato da questi predoni che con un'auto sfondano la vetrina e portano via il più velocemente possibile quello che trovano. Quello che trovano sono biciclette molto belle, molto importanti e molto di valore, signor Giorgio. Il signor Giorgio è anche stato campione del mondo di ciclismo, quindi una vita spesa su pista, ci tengo a dirlo, su pista. Ecco. Io ero un pistar da giovane, non uno stradista e cose del genere. Ecco, perché siamo qui? Perché il signor Giorgio dentro al suo negozio dopo il furto ci ha dormito per paura che tornassero. Cioè, è stato più un fatto di mettere a posto un'idea che avevo, un po' di coscienza, così tanto anche se venivano il giorno dopo e mi trovavano dentro, io sarei stato il primo a scappare. Però ci si trova costretti anche a questo, per proteggere i propri beni. Cerchi di proteggere perché faccio 50 anni di attività e volevo chiuderla nel miglior modo possibile. Devo trasmettere un messaggio, dare un messaggio anche al figlio, che sarà quello che continua l'attività nel tempo. Ecco, e quanto vi hanno portato via l'altro giorno? Allora, fra i danni materiali dovuti alla struttura e il danno, diciamo così, per il furto delle biciclette, grosso modo siamo sui 90.000 euro. Ecco, pensate, un danno ingente, un furto che è avvenuto molto repentinamente perché sono entrati. Voi avete sistemi d'allarme anche molto sofisticati? Abbiamo tutto, siamo collegati con le forze dell'ordine, ma in 1 minuto e 40 secondi hanno sfondato il negozio e razziato quello che loro ritenevano più valido. Fortuna ha voluto che parzialmente una serranda ha tenuto e non sono riusciti a portare via quello che presumibilmente pensavano. Comunque hanno portato via 6 biciclette di un certo valore, anzi di un ottimo valore, grande valore. E poi ne hanno caricati in macchina altre 4 che quando hanno fatto il passaggio dal furgone che hanno usato a una macchina o qualcosa che gli serviva per scappare, le 4 di meno valore le hanno buttate in mezzo a un campo a Montegrotto. Questo fa pensare che siano degli esperti che sanno cosa vogliono e sanno come ottenerlo. È tutta gente che prima di portare via o di fare un furto del genere
vengono in negozio, controllano la disposizione delle biciclette, controllano come è fatto il negozio, controllano il sistema. Voi vi siete accorti di qualcuno sospetto? È difficile perché non è che noi frequentiamo solo, cioè il mio negozio non è frequentato solo da padovani, è frequentato un po' da tutti, c'è il turista di Abano, c'è tante cose, è difficile che noi riusciamo a capire chi è il malintenzionato. Può essere la persona più distinta di questo mondo e viene per controllare tutto, insomma, è praticamente impossibile che io possa avere dei sospetti su delle persone. Ecco, adesso resta la paura però. La paura quella c'è sempre, perché di notte si fa anche fatica a dormire col pensiero che questo accada. Ormai qui i negozi li hanno fatti tutti, hanno rubato da mio fratello, l'altro giorno ha rubato anche da Stefanelli, è una piaga che secondo il mio punto di vista non è di facile soluzione. Uno cerca di difendersi ma non sempre ce la fa. Se io mi difendo sulla porta centrale, che adesso faremo ulteriori rinforzi e tutto, entreranno da un'altra parte, non c'è rimedio a questa soluzione. Ecco, queste sono parole abbastanza amare del signor Giorgio. La situazione resta sorvegliata dalle forze dell'ordine, resta il dato di fatto che sono 2 i colpi grossi messi a segno negli ultimi giorni. Grazie molte a Francesco Rattai e Federico Cibotto per la parte tecnica. Oggi in regia ci sono Mattia Pizzaia e Francesca Pezzo. Vediamo il caso invece di un uomo che è entrato addirittura in una casa di cura cittadina, perché entrano dappertutto, aziende, abitazioni, scuole, palestre. Casa di cura cittadina, si è diciamo, introdotto questo straniero che è stato bloccato dagli agenti, ma prima ha avuto il tempo di picchiare 3 sanitari che lo avevano colto in flagrante. Vediamo. Spintonati ed aggrediti 3 sanitari di una nota casa di cura del centro città che avevano sorpreso uno straniero a girarsi furtivo nella struttura ieri mattina. L'uomo, un cittadino marocchino di 27 anni residente ad Arcugnano, si era introdotto abusivamente nel centro cercando di nascondersi con l'evidente intenzione di commettere furti. Identificato dai dipendenti, ne è nato un rocambolesco inseguimento tra i corridoi in attesa dell'arrivo di una volante inviata dalla questura. L'uomo infine si è asserragliato in una stanza da dove 2 dipendenti ed un medico avevano tentato di convincerlo ad uscire ed invece hanno subito la sua furia, fortunatamente senza riportare ferite gravi. L'intervento risolutivo dei poliziotti verso le 10:30 che ha permesso di bloccare lo straniero e a portarlo in questura, dove è stato denunciato all'autorità giudiziaria per lesioni personali, violenza privata e violazione del divieto di ritorno nel comune di Vicenza, un provvedimento che pendeva a suo carico fino al 2025. E colpo in centro storico a Treviso, i soliti ladri hanno svaligiato una gastronomia. Andiamo in diretta da Cristian Arboit e Simone Merlo. A te, Cristian. Sì, direttore, i ladri non vanno in vacanza nemmeno a Treviso, nemmeno nel centro storico di Treviso, dove nella notte è stato colpito questo locale molto noto. Parliamo della gastronomia alle papere. Siamo in Borgo Cavour, uno dei salotti buoni della città. Qui con me c'è anche uno dei titolari delle papere, Alessandro Albertini, che fa parte di una famiglia molto nota in città da sempre, appunto, che impegnata nel mondo della gastronomia. Parliamo del furto che è avvenuto questa notte, ma è avvenuto un furto questa notte dopo una settimana da un primo furto che voi avete subito in un altro vostro negozio a Carità di Villorba. Quindi parliamo del secondo colpo in una settimana ai danni di una vostra attività. Esatto, sì. E quello che stupisce poi in particolare di questo secondo colpo è anche un po' la
la spavalderia, no? Perché il malvivente ha fatto irruzione completamente a volto scoperto, che tra l'altro è molto facile anche da identificare, probabilmente inconsapevole delle videocamere che abbiamo in questo come in tutti i nostri punti vendita, insomma. E adesso vi mostriamo tutto. Tra l'altro chiedo alla regia di Mattia Pizzai e Francesca Pezzo di mostrare proprio le immagini di questo delinquente che ci ha messo a disposizione Alessandro. Noi ovviamente abbiamo dovuto in qualche modo coprire il volto, ma le immagini nitide, perché sono molto nitide, saranno consegnate da Alessandro alla polizia nel pomeriggio, quando lei andrà a formalizzare la denuncia. Esatto, che abbiamo già anticipato alla polizia, ci attendono solo per consegnare la chiavetta con le immagini in alta definizione. Allora, molto velocemente, Simone, mostriamo cos'è successo questa notte. Il delinquente che vedete nelle immagini è entrato da qui, ha forzato questa finestra che si trova su una via centrale, siamo in via Mura di Sant'Eonisto, poi è entrato nel locale. Qui siamo chiaramente sul retro, c'è il quadro elettrico, ci sono i magazzini che poi appunto portano all'interno del locale vero e proprio, le cucine e poi appunto la zona che i trevigiani ben conoscono. Stanno arrivando i primi clienti. Il ladro, quindi siamo tra le 3 e le 4 di questa notte, raggiunge la zona delle casse e qui diciamo comincia a operare, utilizziamo questo termine, lo vedete anche dalle immagini, ha cominciato appunto a interessarsi di questa zona dove c'è la cassa e quant'altro. Ha tentato di sradicare il cassetto cassa nella speranza di trovare qualcosa all'interno, ma era chiaramente vuoto. Anche perché voi eravate già corsi ai ripari dopo il furto della scorsa settimana, avete eliminato il fondo cassa da tutti i negozi. Come anche gli incassi, quindi qualsiasi persona faccia irruzione non troverà niente, e pur di non andarsene completamente a mani vuote ha rubato diciamo un tablet, un telefono, ma tutte cose di scarso valore tra l'altro che abbiamo già ripristinato e niente, è stato vedendo dai filmati in anteprima che il malvivente non utilizzava guanti, ci siamo anche premurati di chiamare le forze dell'ordine e la polizia che è intervenuta con la scientifica per appunto per fare tutti i rilevamenti delle impronte che poi verranno combinati con altri furti per inchiodare la persona, insomma. Perché il sospetto è che ci siano stati altri furti nella zona nell'ultima settimana, quindi che questo soggetto non solo abbia colpito la scorsa settimana le papere di Carità di Villorba, ma anche in altri locali e negozi del centro di Treviso. Ti lascio, direttore, con questa immagine. Probabilmente il delinquente che vedete nelle immagini non si è accorto o non si era accorto nei suoi sopralluoghi, perché probabilmente ci sono stati dei sopralluoghi, di questa telecamera che puntava dritto alla cassa, è così? Esattamente. Comunque noi non ci fermiamo mai, siamo qui pronti per una fritturina, se avete piacere vi aspettiamo. Quindi voi non demordete e lei dice Alessandro, io denuncio e voglio metterci la faccia. Assolutamente, e anzi invitiamo tutti a farlo, perché non c'è modo migliore di aiutare le forze dell'ordine nel fare il loro dovere, appunto, se non segnalando e fornendo tutte le immagini e tutte le cose che si hanno a disposizione, insomma. Grazie Alessandro Albertini, titolare delle papere qui in centro a Borgo Cavour, direttore con Simone Merlo. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Cristian e complimenti al signor Alessandro Albertini che riesce a sorridere nonostante tutto, no? C'è chi riesce a far buon viso a cattiva sorte, quindi davvero, davvero complimenti. Ma l'escalation dei ladri non si ferma, perché ci sono stati furti anche in paesi limitrofi, a Treviso, a San Biagio di Callalta, anche a Paese. Sentiamo cosa dicono all'associazione Furti in Corso. Ladri spregiudicati, sorpresi in giardino a tarda sera, messi in fuga, rincorsi. Da Paese a San Biagio di Callalta i faccia a faccia con i malviventi si moltiplicano, tanto che Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, parla di un'estate record per il numero di segnalazioni. Paese, via Trua, le 22:45. Un residente si affaccia al balcone e sente qualcuno armeggiare. Grida e il ladro, nel giardino dei vicini, scavalca la recinzione e scappa a bordo di una BMW bianca. Inutile il tentativo di inseguirlo.
seguirlo, troppo veloce. A ridosso di mezzanotte a Rovaré di San Biagio, in via 25 aprile, è stata una signora svegliata dall'allarme a ritrovarsi in giardino un soggetto che con accento straniero le ha spiegato: devo recuperare una maglietta. Poi ha scavalcato la recinzione con la donna che l'ha inseguito fino alla strada principale. Luglio nero e agosto conferma il trend, spiega Demma, facendo riferimento al profilo social dell'associazione. Lo strumento di Facebook non mi permette di essere al centesimo corretto, però posso vederlo tranquillamente paragonando i dati dell'anno scorso. Vedo che come segnalazioni siamo all'incirca un 70% in più di segnalazioni di furti o tentati furti, effrazioni e truffe, quindi vuol dire che è indicativo. Case vuote per le vacanze, anziani soli, infissi semichiusi per far circolare l'aria la sera. L'estate è da sempre uno dei periodi in cui i ladri colpiscono maggiormente, ma di fatto picchi non ce ne sono, la tendenza è costante. Sta diventando una situazione costante, per fortuna si sta condividendo sempre di più informazioni in maniera da capire di più ancora gli spostamenti di questi ladri, che ormai abbiamo capito che sono più bande. C'è qualche trend che lei ha notato anche nel comportamento di questi malviventi? Diciamo, scusate il termine, un po' la strafottenza di poter entrare in casa totalmente non guardando se dentro ci sono persone anziane o ci sono ragazzi o ragazzini. Cioè loro, se hanno deciso di entrare, entrano. Da qui le consuete raccomandazioni a fare attenzione, soprattutto a ridosso del Ferragosto. Non solo le abitazioni a venire prese di mira, i carabinieri della stazione di Volpago hanno denunciato un 35enne della zona per ricettazione dopo un furto di barre d'acciaio per 2.500 euro in un'azienda di Giavera avvenuto a maggio. All'epoca dipendente dell'impresa in questione, l'uomo aveva in casa 35 kg di cavi elettrici rubati nel medesimo capannone e materiale per altri 23 quintali, la cui provenienza è tuttora da accertare. Servizio di Lina Paronetto, diamo il parapiglia al mercato settimanale Cittadella con gli agenti della polizia locale in Borghese che hanno fermato due borseggiatrici che stavano per derubare un'anziana. Sentiamo i particolari. Stavano per mettere a segno un colpo le due borseggiatrici di 25 e 20 anni di origine bulgara al mercato settimanale del lunedì a Cittadella. Non ci sono riuscite però perché sono state fermate dagli agenti della polizia locale del distretto Padova 1. Tutto nasce dalla segnalazione di un ambulante che aveva notato l'atteggiamento sospetto delle due donne. Gli agenti, in borghese, le hanno subito individuate seguendole per quasi un'ora. Ad un tratto una delle due si è avvicinata ad un'anziana signora mentre l'altra infilava la mano nella borsetta. Fulminea l'azione degli agenti che le hanno bloccate. Le due hanno inutilmente cercato di fuggire ma sono state fermate e portate al comando dove sono state identificate e denunciate. Adesso andiamo in diretta da Filippo Fois a Chioggia Sottomarina perché oggi alle 7:30 è scattato lo sciopero dei balneari che protestano contro mancati interventi del governo sulle concessioni, sulla famosa Bolkestein. Andiamo in diretta da Filippo Fois. A te Filippo. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Prendiamo la linea da Sottomarina, dalla spiaggia di Sottomarina naturalmente. Come vedete vi presento subito i nostri ospiti che sono Gianni Moretto di Gebis Chioggia Spiagge e... Buongiorno e mi aiuti Leonardo Ranieri che invece è vicepresidente nazionale del SIB che è il sindacato italiano balneari. Innanzitutto chiariamo questa protesta come si è svolta, sono state circa 2 ore di ombrelloni chiusi. Sì, buongiorno a tutti. Questa mattina abbiamo aderito come moltissime altre spiagge italiane, la quasi totalità delle spiagge italiane, a questa sciopero gentile che abbiamo voluto manifestare questa mattina dalle 7:30 alle 9:30 con la chiusura degli ombrelloni. È stata solo una chiusura di ombrelloni, tutto il resto dei servizi sono stati garantiti dal salvataggio ai servizi di ristorazione, ma abbiamo voluto segnalare questo momento di disagio che tutto il comparto balneare italiano sta subendo per la mancanza di questa normativa di riordino del settore delle concessioni demaniali, di cui ormai dall'applicazione di questa famigerata, famosa Bolkestein
Bolkestein stiamo tutti quanti aspettando. Ecco, la Bolkestein prevede, rimette in gioco le concessioni nell'ottica di un'economia di libero mercato. Quello che voi contestate è il fatto che magari un operatore che è impegnato qui manchino poi, se dovesse passare a un altro gestore la propria attività, manchino poi quei rimborsi su quello che ha investito. Sì, i famosi indennizi, ecco, questo è un tema che a noi sta molto chiaro e diciamo che verte, anche la protesta verte anche su questo, che ci sia una mancanza di norma che vada a riconoscere quello che è l'investimento che vengono fatti. Potete vedere che anche sul litorale di Sottomarina e Isola Verde, ma così un po' tutta la costa veneta, gli investimenti sono ingenti, sono importanti. In primis per dare tutti quei servizi di massima qualità ai nostri turisti e ai nostri clienti, ma soprattutto per il bene che noi vogliamo alle concessioni, al territorio nazionale, e quindi pronti ad investire anche se con la coscienza che non è un terreno, un suolo, una sabbia di proprietà, ma è un bene pubblico, è un bene di tutti e noi sappiamo salvaguardarlo, sappiamo investire e sappiamo valorizzarlo soprattutto. Ecco, c'è da dire una cosa però in chiusura di collegamento: la protesta gentile degli ombrelloni chiusi si è svolta qui con una buona partecipazione a Sottomarina, si è svolta a Rosolina, stiamo parlando del Veneto naturalmente, non si è svolta nel Veneto orientale, quindi tutta la parte che va verso il Friuli Venezia Giulia. Perché vi siete spaccati? Ma non è una spaccatura, sono prese di visioni diverse. È chiaro che la gestione degli stabilimenti balneari a Chioggia e a Rosolina è diversa dalla gestione che c'è nel nord di Venezia. Lì viene gestito un po' attraverso dei consorzi di gestione, noi invece abbiamo imprese singole, imprese che in alcuni casi hanno potuto applicare la legge 33 Veneta, in altri sono nella situazione in cui stanno attendendo appunto questa normativa nazionale che li permetta di poter investire attraverso una certezza della gestione stessa, perché fondamentalmente un piccolo gestore, il piccolo stabilimento fa fatica dove non c'è, come per esempio nel consorzio Arenili di Esolo, piuttosto che in queste nuove aggregazioni che sono state fatte, non c'è la possibilità di essere unificati e quindi soffrono e hanno la necessità che la normativa nazionale possa dare loro una tutela. Ecco, diciamo che l'appello che è partito anche da Sottomarina e da Rosolina è arrivato a destinazione, perché c'erano altre due iniziative analoghe che si sarebbero dovute svolgere nel mese di agosto, che invece sono state sospese perché a quanto pare il governo si sta decidendo noi sospendiamo il giudizio per cui in questo momento e vediamo cosa ci diranno da Roma. Ma certo, c'è l'interlocuzione soprattutto da parte dei nostri rappresentanti nazionali con il governo è continua e sembra che ci siano soprattutto con sviluppi negli ultimi ore anche delle soluzioni che possono andare incontro anche a quelle che sono le nostre esigenze e soprattutto l'interlocuzione che il nostro governo sta avendo nei confronti dell'Unione Europea e quindi noi per natura siamo fiduciosi, le nostre imprese le mettiamo sempre a disposizione del sole, quindi abbiamo sempre la fiducia del sole, quindi come abbiamo la fiducia del sole avremo anche la fiducia di chi ci sta governando in questo momento. Perfetto, grazie. Allora col sole in fronte, come diceva una vecchia canzone, noi da Sottomarina vi salutiamo e risentiamo la linea allo studio. Grazie molte a Filippo Foisa e ai suoi ospiti, Sandro Ponchio per la parte tecnica. I balneari però si sono divisi perché molti non hanno voluto aderire allo sciopero, sostenendo che prima di tutto bisogna pensare a coloro che vanno in spiaggia e vogliono trovare gli ombrelloni aperti. Ieri sera ne abbiamo parlato, c'era tra gli altri anche il presidente di Union Mare, Alessandro Berton. Sentiamo una parte di quello che ha detto. Contenitore che raggruppa la quasi totalità delle attività economiche che insistono nel demanio marittimo, dalle foci del Tagliamento al delta del Po. Anche l'amico Lorenzo Braida, che abbiamo visto poc'anzi nel servizio, è un nostro associato delegato di Bibbione, referente appunto per la provincia di Venezia e Rovigo anche nei confronti del nazionale. In Veneto, come lei ben sa, perché insomma mi ha ospitato più volte, c'è stata una reazione diversa rispetto ad altri territori costieri italiani su questo tema della Bolkestein, delle concessioni demaniali. Formalmente è stata presentata questa iniziativa di sciopero che appunto verrà presentata domani. Non credo ci sarà una grandissima adesione da parte degli operatori veneti, che comunque hanno avuto appunto un approccio diverso rispetto ad altre zone italiane. È evidente che
continua a protrarsi questa situazione di stallo sulle concessioni e che la politica purtroppo non ha saputo in questi anni produrre una soluzione legislativa efficace per creare delle regole certe e parificare i vari territori costieri, metterli nella stessa condizione. Ecco, cosa c'è di diverso, diciamo, tra l'atteggiamento dei balneari del nord-est, in Veneto in particolare, e gli altri, perché vedevo appunto posizioni molto diverse, cioè proteste molto più accese centro Italia, mezzogiorno. Ma allora guardi, in realtà nessuno di noi è mai stato contento di questa situazione. Sicuramente, come dicevo in premessa, il Veneto ha da sempre reagito con un approccio differente, probabilmente anche partendo dall'esperienza, dal presupposto della legge regionale 33, la legge del turismo, che già dal 2009 prevede la possibilità di rilasciare nuove concessioni demaniali per effetto di quello che tecnicamente viene definito progetto di finanza. In realtà non è collegato al codice degli appalti, ma appunto presuppone degli investimenti che vengono poi spalmati sugli anni e quindi determinano un periodo più lungo. Le poche concessioni demaniali che hanno già affrontato questi percorsi di evidenza pubblica sono proprio venete, a Jesolo come a Bibbione, come a Caorle, come in altre località. Questo strumento al momento è presente solo in Veneto grazie alla legge regionale e quindi i colleghi delle altre regioni purtroppo stanno continuando a vivere il dramma di questa situazione di stallo e sono in attesa che il governo possa fare un provvedimento che consenta, insomma, di affrontare quanto prima i percorsi di evidenza pubblica che ormai appaiono inevitabili. Alessandro Berton, presidente di Union Mare, quindi in Veneto avete capito la situazione è molto diversa. Torniamo alla cronaca perché proprio contro il degrado, contro i furti, le aggressioni è stato potenziato a Vicenza il dispositivo di sicurezza per il periodo di Ferragosto, monitorati gli obiettivi sensibili dalle sedi istituzionali alle strutture militari, alle aziende ritenute più esposte visto quello che sta accadendo. Vediamo. Potenziati i controlli in vista del Ferragosto, attenzionate le località montane, i centri a vocazione turistica per prevenire e contrastare i fenomeni di spaccio, i reati predatori e i fenomeni legati alla mala movida. Ma oltre a predisporre le consuete misure previste per l'esodo di Ferragosto, nel corso del Comitato Ordine e Sicurezza riunito in prefettura è stato effettuato anche un monitoraggio sul territorio relativo agli obiettivi considerati sensibili alla luce del contesto internazionale, dalle sedi istituzionali alle strutture militari, alle aziende ritenute più esposte. Faremo anche un monitoraggio attento su tutto ciò che riguarda gli obiettivi sensibili sul territorio, sulle aziende ritenute a rischio e in modo particolare ci concentreremo su quegli obiettivi che in relazione al contesto internazionale, proprio allo scenario di rischio internazionale, possano divenire conseguentemente anche in questo territorio obiettivi da vigilare. Alta la tensione anche sul fronte dei cantieri TAV in arrivo in città e sugli eventi fieristici Orafi prossimi, alla luce degli scontri avvenuti lo scorso gennaio. Sappiamo che i centri sociali lo scorso anno hanno posto in essere iniziative di dissenso che hanno poi comportato un impegno straordinario da parte delle forze di polizia. Noi sia adesso che poi in prossimità dell'avvio dell'evento fieristico appronteremo le misure ritenute più opportune. Anche oggi faremo una disamina sulla cantieristica della TAV in modo particolare e poi su queste iniziative che attualmente non sono state ufficializzate, però noi facciamo questo monitoraggio capillare per capire quali sono le iniziative di fronte alle quali ci dovremo trovare da qui a qualche periodo e come fronteggiarle al meglio. Restiamo a Vicenza perché c'è stata una clamorosa rimozione, come vediamo dal Corriere del Veneto, dall'incarico di uno dei capi della caserma Ederle. Ci sarebbero problemi con l'alcol, il sergente maggiore
Carlson, pluridecorato e capo dei sottufficiali. Per il suo legale si tratta di una ritorsione per le denunce fatte dal militare ai vertici. La scrittrice Michela Morellato: Matthew è un amico, questa azione nei suoi confronti è una vendetta contro di me, e noi siamo collegati con Michela Morellato, che ringraziamo e a cui chiediamo di spiegare così cosa c'è dietro questa vicenda. Allora, buongiorno a tutti, volevo dire, non sono stata io questa volta, non è colpa mia, perché ho aperto il giornale stamattina, ho visto la mia foto, sembra... e poi un'altra cosa, le mie parole non sono state esattamente, è stata una vendetta contro di me. C'è una questione molto più grande che in questo momento è sotto investigazione da parte delle forze dell'ordine, sia americane che presumo anche italiane, visto che sicuramente sono venuti, grazie all'articolo di giornale, sono venuti a conoscenza di questi fatti, però sono due storie diverse. Allora, una è la storia del sergente maggiore Carlson, che è stato, a mio parere, a mio giudizio, rimosso dall'incarico in un modo comunque esagerato, perché qui si parla di aver bevuto un bicchiere in più di sabato sera, quindi durante la settimana, non a orari di lavoro, non con l'uniforme, non stava guidando la macchina, stava tornando a casa a piedi. È stato fermato perché per qualche ragione hanno detto c'era una persona che magari non si sentiva bene, non lo so esattamente questa cosa. E questa decisione è stata veramente un pugno al cuore, perché per il sergente maggiore Carlson, perché 25 anni di meritato, di un servizio impeccabile, un eroe di guerra. Ecco, Morellato, sul giornale si legge che questa rimozione sarebbe legata a delle critiche che il sergente avrebbe rivolto ai vertici, è così? Cioè può esserci stata una ritorsione in questo senso? No, più che altro che il sergente maggiore, visto che lo conosco personalmente, è una persona che non si può corrompere. È una persona pulita, solare, e quindi le persone come Matthew Carlson non piacciono da queste parti. Bisogna fare parte della stessa combriccola. Non so se mi spiego. Sì, quindi sono scomode a suo giudizio, insomma, persone. Esatto, cioè, infatti io ho detto, ho riportato, ho voluto dire, forse il giornalista non ha colto bene, oppure non ho, forse mi rispiego, visto che ho questa occasione qui con voi. Io volevo semplicemente puntare il fatto che io ho riportato una situazione, a mio parere, criminale, che sta avvenendo da mesi all'interno della caserma Ederle, dove delle persone spacciano sigarette elettroniche senza scontrino, non si sa da dove vengono, tranquillamente alla luce del sole. Io l'ho fatto presente più volte e non è successo niente a queste persone. Io per una fotografia sono stata bannata 5 anni dalla base, e mentre queste persone qua fanno quello che vogliono, cioè hanno un modo di giudicare che secondo me va a seconda persona di persona, capisci? Senta, lei è moglie di un ufficiale dell'esercito americano, non teme che ci possano essere conseguenze per suo marito in seguito a queste, anche alle sue prese di posizione, che non sono di oggi ma anche in passato, no? Critiche proprio anche alla gestione e a situazioni come lei stava appunto citando poco fa? Dico che ci provino anche con mio marito, tanto hanno già fatto di tutto, quindi non abitiamo in democrazia, non c'è libertà di espressione, di pensiero. Io prendo le mie responsabilità di quello che dico e loro sanno benissimo che quello che dico è vero, perché oltre che portargli video, prove e fatti reali alla mano, è chiaro che nessuno mi viene addosso, però se vogliono provarci anche con mio marito, che è un pezzo di pane, che ci provino pure, poi devono vedersela con me. Senta, un'ultima cosa, cambia qualcosa tra diciamo
l'esercito americano negli Stati Uniti e le basi americane qui come atteggiamento, come gestione, come appunto provvedimenti nei confronti di coloro che sono ritenuti non del tutto allineati? Allora, ci sono ovviamente delle brave persone anche che lavorano dentro queste situazioni, soprattutto mi rivolgo soprattutto ai nostri italiani che sono all'interno della caserma Eder, i militari, le persone, però chiaramente loro non è che possono sapere tutte le situazioni che girano intorno al mondo, quello americano, tra mogli, tra litigate della comunità, cose di questo genere. Quelli che sono più al corrente sono degli alti ufficiali americani che vengono spediti puntualmente, presumo da Washington, dalla Virginia, dal Pentagono, e a me sembra che fanno sempre questo riciclaggio delle stesse persone, e per non parlare anche di tutti questi contractor che rimangono per 25-30 anni all'interno delle nostre basi, per comodità presumo, non lo so, ma avendo sempre queste stesse persone che creano questa lobby, è da lì che nascono i problemi. Non so se hai capito cosa voglio che non dire. c'è, diciamo, un turnover come c'è insomma in altre situazioni, in altri enti, no? Per esempio si fanno ruotare i prefetti, i questori, proprio perché non ci siano poi delle, così, diciamo, delle sedimentazioni nei rapporti. Michela Morellato, grazie molte, grazie. Precisiamo che appunto quello che ha scritto il Corriere del Veneto non era proprio il senso delle parole di Michela Morellato, non era una vendetta contro di me, mi sembra che abbia detto prima, no? Sì. Giusto? No, magari hanno malinterpretato, sì, magari per qualcosa che era successo precedentemente. Chiaramente so di non essere simpatica ad alcune persone, ma da qui a licenziare, ora mi manca anche che licenziano la gente per colpa mia, adesso è già successo. D'altra parte ricordiamo il titolo di uno dei suoi libri, Un talento per i guai, giusto? Così il titolo. Perché ricordatevi che i guai, io non me li vado a cercare, arrivano puntualmente, perché così è la vita, e bisogna essere delle brave, bisogna rimandarli al mittente i problemi. Come si fa con le mazze da baseball. Grazie a Michela Morellato, grazie molte, a presto. Grazie, a presto. arrivederci, buona giornata. Arrivederci. Allora torniamo a Padova, perché ci sono stati gli scontri domenica tra i tifosi di Cesena e Padova, e la Questura ha emesso 34 provvedimenti di DASPO nei confronti di ultras biancoscudati, tra loro ci sono molti pregiudicati. Sono 172 anni complessivi quelli inflitti come DASPO a 34 ultras padovani dopo gli incidenti prima della partita di Coppa Italia Cesena-Padova di domenica scorsa, tra di loro anche molti pregiudicati. I provvedimenti sono stati emessi dal questore della provincia di Forlì-Cesena nei confronti dei supporters biancoscudati legati ai due gruppi egemoni della curva, ovvero Educazione Padovana e Ultras Padova, ritenuti responsabili degli scontri tra le due tifoserie vicino allo stadio Manuzzi di Cesena. Gli scontri erano nati quando una cinquantina di ultras padovani, armati di aste e bottiglie di vetro, si erano diretti verso il bar Bomboniera, abituale ritrovo dei tifosi avversari, provocandoli, cercando lo scontro con loro, che poi è arrivato. Le forze dell'ordine si sono quindi frapposte tra i due gruppi, dividendoli e cercando di disperderli. Dalle indagini è emerso che una parte dei tifosi padovani aveva raggiunto Cesena con 7 minivan, uscendo in autostrada a Forlì e non a Cesena, per evitare i controlli predisposti dalla Questura romagnola. Dalla ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine, il gruppo avrebbe inoltre parcheggiato i mezzi nelle vicinanze per compiere l'azione e poi allontanarsi. Dei 34 DASPO emessi, 20 sono recidivi. La durata dei provvedimenti va da 2 a 10 anni di allontanamento dagli eventi sportivi. La Guardia di Finanza ha denunciato il titolare di una boutique di Asolo, al cui interno sono stati trovati 1100 capi di abbigliamento e accessori
con marchi di case di alta moda italiane perfettamente riprodotti ma risultati poi importati da Hong Kong. A rafforzare l'ipotesi della falsificazione dei marchi, i finanzieri hanno anche riscontrato l'assenza di fatture riferibili a forniture di aziende italiane e varie transazioni in dollari hongkonghesi verso operatori commerciali asiatici. La filiera di approvvigionamento della merce è oggetto ora di ulteriori approfondimenti da parte della Guardia di Finanza. Venduta al pubblico, la merce sequestrata avrebbe generato ricavi per circa 450.000 euro. Adesso andiamo a Valdagno per vedere i particolari di un intervento contro un'azienda agricola che è stata sanzionata, credo per lavoro nero, vediamo. Montebello Vicentino. Ammende per 14.000 euro complessivi sono state elevate nei confronti del titolare di una locale azienda agricola dai Carabinieri di Valdagno e del NIL, il nucleo ispettorato del lavoro, a seguito di controlli specifici nel settore che mirano al contrasto del reclutamento illegale della manodopera. Un servizio mirato nella Valle dell'Agno e del Chiampo, effettuato mercoledì col supporto dei militari di Arzignano e di Montebello. Numerosi gli accertamenti effettuati nelle aziende operanti nella produzione di ortaggi. Nella società sanzionata i militari hanno riscontrato irregolarità attinenti al mancato invio dei lavoratori a visita medica per l'idoneità sanitaria e la mancata formazione professionale del personale dipendente. Per questo nei confronti del titolare, oltre alle ammende previste, è scattata una denuncia all'autorità giudiziaria. Servizio di Daniele Garbin, 17 mesi dopo la morte del 18enne estense Edoardo Zattin, la Procura ha chiuso le indagini preliminari. Ci sono 3 indagati per cooperazione in omicidio colposo. Inchiesta chiusa dopo la morte di Edoardo Zattin, l'atleta di 18 anni morto dopo un allenamento di box nella palestra Iron Doyon Team nel febbraio del 2023. La verità dopo 17 mesi, la svolta decisiva con l'autopsia all'epoca eseguita dal medico legale Stefano Del Rico, nominato dal pubblico ministero Maria D'Arpa, titolare delle indagini. 3 persone sono indagate per concorso in omicidio colposo. Si tratta di Luca Lunardi, 36 anni, Matteo Zenna, 49 anni, entrambi di Monselice, legali rappresentanti all'epoca dei fatti nella palestra Move SSD di Monselice, dove era iscritto Zattin per esercitare esclusivamente la disciplina pesistica e di cultura fisica. Il terzo indagato è Simone Lazzarina di Rovigo, responsabile dei corsi di pugilato. In sostanza, il 22 febbraio 2023 i 3 avrebbero consentito a Zattin di praticare allenamenti vietati in ogni sua forma e non tesserati della federazione, come era Edoardo. Nel corso di uno di questi, il 18enne, secondo il magistrato, aveva subito un forte trauma, la cui causa è da ricondursi con elevata probabilità ad un pugno. L'esito dell'autopsia arrivò a settembre 2023. Edoardo era morto dopo aver ricevuto un colpo alla testa compatibile con un pugno. L'impatto avrebbe avuto esiti devastanti, provocando sul ragazzo una frattura cranica sopra l'orecchio sinistro ed una conseguente letale emorragia. Tutte le persone presenti in palestra quando Edoardo si accasciò a terra colto da un malore sono state ripetutamente sentite dai carabinieri della stazione di Monselice. Operato d'urgenza, il ragazzo morì senza aver mai ripreso conoscenza. Servizio di Anna De Roberto, vediamo una brutta storia che ha per protagonista un magistrato, la riporta il Gazzettino in prima pagina, un giudice con 3 squillo di 16 e 17 anni, atti sessuali in cambio di soldi, 500 euro oltre le spese, pranzi, soggiorni e doni, ed è stato destituito, è accaduto a Venezia. Il gravissimo incidente a Bibbione, dove una bambina è stata ustionata dall'acqua bollente, le sue condizioni sono gravi. Una bambina di 3 anni di origini slovacche è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Padova dopo essersi ustionata con dell'acqua calda. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata in un appartamento della zona centrale di Bibbione. La piccola avrebbe urtato involontariamente il fornello su cui i genitori stavano scaldando una pentola d'acqua per il suo biberon. L'urto ha fatto rovesciare la pentola, causando ustioni su tutto il corpo alla piccola, in particolare su mano, braccia e addome. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.
La bambina è stata trasportata al centro Grandi Ustionati di Padova per ricevere le cure necessarie. Inizialmente il padre l'ha accompagnata in auto al punto di primo intervento locale. Successivamente, su segnalazione del personale medico, è intervenuto l'elisoccorso del reparto di Treviso Emergenza, che ha trasferito la piccola al centro specializzato di Padova. Le forze dell'ordine stanno attualmente conducendo accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente, che sembra essere di natura domestica. Allora c'è una notizia pubblicata dalla Nuova Venezia appena arrivata. Portogruaro travolta e uccisa da un camion, era una ciclista, trovato il pirata della strada. I carabinieri hanno individuato l'uomo che ha investito Natalina Cristante, 81 anni, residente a Teglio Veneto e originaria di Cordovado. A Chioggia, andiamo a Chioggia dove ieri una famiglia in barca con 4 bambini è stata tratta in salvo dai sommozzatori della Questura di Venezia mentre era in corso un fortunale accaduto mercoledì. Una famiglia composta da 2 genitori e 4 bambini, tra cui un neonato, è stata salvata dai sommozzatori della Questura di Venezia nelle acque di Chioggia. La loro piccola imbarcazione era in avaria e si trovava in grave difficoltà a causa di un fortunale improvviso, con vento forte, pioggia, grandine e onde sempre più impetuose. I sommozzatori, di ritorno da un'esercitazione, hanno notato la barca in difficoltà e si sono immediatamente avvicinati. Hanno trasbordato tutti i membri della famiglia sul loro gommone, fornendo loro coperte per riscaldarsi e cercando di rassicurare e distrarre i bambini spaventati. Successivamente hanno agganciato l'imbarcazione con un gancio traino e l'hanno rimorchiata in sicurezza fino al porto di Chioggia. Una volta raggiunto il porto, la famiglia, visibilmente scossa ma incolume, è stata accolta e assistita nei locali della Capitaneria di Porto. Il lupo del Piave, ormai lo si chiama così, comincia a fare paura dopo i numerosi avvistamenti, addirittura in piazza a Negrisia di Ponte di Piave. Questo ieri, invece stamattina all'alba il lupo ha aggredito un cane e sbranato una gallina e c'è preoccupazione perché molte famiglie temono che il lupo poi possa ferire anche dei bambini. Io ero in vacanza al mare e sono stato avvisato dai vicini che il mio cagnolino era stato attaccato da un lupo. Sono corso a casa e mi hanno raccontato quello che è successo. Ho iniziato a cercarlo qua nei dintorni, ma niente, non lo trovo. Non solo avvistamenti o avvicinamenti alle persone per cercare cibo. Ora il lupo, che da oltre un mese viene segnalato tra i comuni trevigiani di Vieraschi del Basso Piave, ha attaccato all'alba in via Foscarine a Fagrè di San Biagio di Callalta. La sua presenza è stata segnalata da diversi residenti fino a quando nel cortile di questa abitazione il lupo ha aggredito un cane. C'è stata una lotta tra i 2 animali. Ad avere la peggio il cagnolino Meticcio, che è stato azzannato alla gola. Alla fine è riuscito a liberarsi dalla morsa del lupo e a scappare nei campi. Nel primo pomeriggio, dopo ore di ricerche, il proprietario l'ha ritrovato agonizzante e l'ha portato dal veterinario, che ora sta cercando di salvarlo. E questo non è l'unico episodio delle ultime ore. Sempre in via Foscarine il lupo ha sbranato una gallina. Stamattina alle 6:30 ho sentito le galline che era spasimata e sono venuto per qua, ho visto sto lupo con questa gallina in bocca, mi sono messo a usare e partivo. È la prima volta che lo vedete qua? No, l'ho visto ancora perché ho fatto vedere foto, l'ho visto qua a casa mia, il 20 luglio, 2 volte. Non è la prima volta che viene qua, è mesi che gira. L'aggressività di questo lupo sta facendo preoccupare i cittadini, che ipotizzano possa esserci in zona più di un esemplare, oltre a quello zoppicante ed apparentemente mansueto segnalato più volte tra Maserata, Breda e Ponte di Piave. Siamo allarmati perché noi, avendo una bambina piccola di 7 anni, siamo preoccupati perché anche la bambina è intimorita. Adesso che sa che c'è il lupo, non usciamo, hai guardato fuori, fai attenzione, insomma abbiamo dei timori anche noi perché appunto ci teniamo all'incolumità della bambina, ci mancherebbe. Di certo, dopo questi episodi si è alzata la soglia d'allarme dei residenti, che chiedono alle autorità di intervenire per riportare il lupo nel suo habitat naturale, che non è certo quello della pianura del Piave.
Servizio di Marta Marangon e sentiamo cosa ha detto ieri ai nostri microfoni la sindaca di Ponte di Piave, Paola Roma. Le indicazioni che diamo sono sempre le stesse, cioè non dar da mangiare al lupo, mettere al riparo i propri animali domestici e segnalare puntualmente laddove ci fossero degli avvistamenti. Lupo nella Marca, polizia provinciale allertata come il centro di recupero animali selvatici e autorità regionali che ora sono in attesa delle indicazioni del Ministero dell'Ambiente. È l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, che deve autorizzare l'eventuale intervento di cattura, indicando le modalità da adottare per riportare il lupo nel suo ambiente. Fondamentali le indicazioni degli avvistamenti dei cittadini, che devono segnalare la presenza del lupo al CRAS di Treviso o alla polizia locale del proprio comune. In questo momento è chiaro che è importante che i cittadini adottino quei comportamenti fondamentali per permettere non solo di localizzare l'animale nel posto dove si tratta, perché si tratta naturalmente di una specie protetta, questo voglio ricordarlo, e non si può fare qualsiasi atteggiamento che uno ritenga di fare. C'è un protocollo che naturalmente arriverà da parte del Ministero e sulla quale chiaramente noi poi andremo ad attuare quelle modalità di recupero che si riterranno necessarie. Oltre alle indicazioni citate, è importante in caso di avvistamento del lupo non avvicinarsi, né, come accaduto nei giorni scorsi, farlo avvicinare magari attirandolo con del cibo. Importante anche la gestione del rifiuto umido, mettere fuori casa il cassonetto la mattina della raccolta anziché la sera prima ed evitare di abbandonare rifiuti organici all'aperto. Adesso andiamo a Belluno, dove l'azienda sanitaria ha presentato operatività e attività dell'elisoccorso SUEM 118, anche perché sono in aumento i soccorsi in montagna. Sentiamo Tiziana Bolognani. All'aeroporto di Belluno, dietro di noi Falco, questa macchina incredibile a servizio dell'urgenza e dell'emergenza medica. Il commissario dell'ULSS Dolomiti Giuseppe Dalben che questa mattina ha voluto spiegarci che cos'è Falco e perché un oggetto, un semplice oggetto che noi tutti osserviamo sempre con grande ammirazione, in realtà rappresenta il connubio, vero dottore, tra nel soccorso sanitario il connubio tra ciò che può fare una macchina e ciò che fa invece l'equipaggio di bordo. Ma è proprio così, io penso che sia veramente un esempio importante, se posso dire molto bello, del connubio tra macchina e persona, uno degli esempi, come dire, più eclatanti, perché stiamo parlando di missione di soccorso e nel soccorso, come si suol dire, non si scherza, quindi macchina assolutamente performante, tecnologia ad altissimo livello, ma soprattutto personale altamente formato. Quindi non ci sono solamente il pilota e il tecnico di volo a bordo, il medico, oggi ne abbiamo conosciuto il medico anestesista che arriva da Verona, una infermiera della centrale operativa del SUEM e anche un tecnico del soccorso alpino per interventi sovente in ambiente ostile. Sì, 5 persone preparate, formate, proprio perché devono lavorare a volte, spesso anche direi in ambiente ostile, 5 persone che appunto assieme al pilota e al tecnico di volo formano l'equipaggio dell'elicottero. Ecco, ricordiamo che l'elicottero può ospitare fino a 7 persone, perché accanto a queste 5 persone che compongono l'equipaggio c'è poi il paziente e poi c'è anche l'accompagnatore del paziente, quindi è un elicottero altamente performante che può ospitare fino a 7 persone. Dottor Dalben, il SUEM può vantare, il servizio di urgenza ed emergenza medica in provincia di Belluno può vantare nei periodi della massima affluenza turistica per secondo elicottero. Quest'anno addirittura è stato implementato nello spazio, nel tempo, un investimento di oltre 1 milione di euro, tutto questo a servizio della collettività, dei residenti naturalmente e anche dei turisti. Sì, un investimento
investimento importante che la Regione del Veneto ha dedicato a quest'area dolomitica, più di €1 milione, 2 elicotteri che ormai da 3 anni sono presenti, e ogni anno allunghiamo la presenza di questi elicotteri nella nostra area dolomitica, e effettivamente i numeri ci dicono che abbiamo ragione, è proprio così, a tal punto che questo secondo elicottero è passato da una fase di sperimentazione ad una fase di stabilizzazione, quindi avremo sempre questo secondo elicottero durante il periodo estivo qui nell'area dolomitica. Stiamo lavorando anche perché nel periodo invernale ci sono appunto delle giornate, pensiamo al Ponte dell'Immacolata piuttosto che alle vacanze del periodo natalizio, Capodanno, dove appunto sarà necessario provare appunto ad avere un secondo elicottero anche in quel periodo dell'anno. Del quale non bisogna approfittare. Le faccio fare un'ultimissima battuta sul recupero degli illesi. Nel primissimo mese di attività, 6 luglio, 6 di agosto, già il 12% delle persone recuperate sono illese. A queste sarà chiesto di pagare il conto? Ma assolutamente sì, un mese di attività, 6 luglio, 6 agosto, 178 interventi, e il 12% appunto è stato indirizzato a persone che poi sono risultate appunto illese. A queste chiederemo naturalmente di pagare il conto, perché comunque far volare un elicottero, ma soprattutto far impegnare 5 persone altamente formate che sicuramente potevano magari essere anche utilizzate in altre missioni, è un costo che deve essere assolutamente pagato. Grazie a Tiziana Bolognani e per la parte tecnica a Tommaso Migotti. Adesso andiamo subito a Marostica da Vanessa Banzato, un nuovo centro per gli anziani e poi anche il nuovo look della scuola di Valle San Floriano. A te Vanessa. Buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Difatti quell'edificio che è l'ex scuola elementare di Valle San Floriano verrà trasformata in una nuova scuola, e ci spiega tutto il sindaco di Marostica Matteo Mozzo, che punta proprio assieme a tutta la sua amministrazione alla riqualificazione dei vari quartieri, dei vari rioni, delle frazioni di Marostica, soprattutto magari quelle che definiamole magari più disagiate, come quelle montane, quelle più periferiche, quelle più difficili da raggiungere. Insomma, si parte con questo vero progetto di riqualificazione. Siamo a Valle San Floriano. Sindaco, intanto da settembre praticamente riaprirà l'ex scuola elementare, e cosa ospiterà? Sì, di fatto, intanto buongiorno direttore, questa è una scuola che di fatto non ha mai chiuso. In questo momento ci sono soltanto 2 classi all'interno, se avessimo proseguito con l'indirizzo scolastico ordinario, che però in accordo con l'editore abbiamo fatto cessare l'ordinamento trovando le soluzioni per le 2 classi in altri plessi comunali, e però al posto di lasciare la scuola chiusa da subito, quindi da giugno di quest'anno, abbiamo avviato un progetto coinvolgendo, e grazie all'accordo col CPA, che di fatto è un'ex scuola, chiamiamola volgarmente Serali, aggiornata ai tempi nostri, che si trasferirà qui a Marostica da Bassano del Grappa da cominciare da settembre. Quindi la scuola di Valle San Floriano di fatto chiude come scuola elementare, ma apre come scuola per i giovani adulti. Giovani adulti che potranno tra l'altro ottenere il diploma di terza media, e vale soprattutto per le persone straniere, ma vale anche tutta per quella che è la qualificazione della lingua italiana, per quello che è lo studio delle varie lingue, e poi anche un sacco di attività che vanno appunto realizzate all'interno dell'istituto, che funzionerà mattina e sera, da mattina a sera. Esatto, si partirà dalle 8 mattina alle 8 di sera in questo nuovo istituto, in questa nuova offerta formativa. Al di là del corso di italiano per stranieri, con la certificazione ci saranno anche i corsi di inglese, quindi anche per gli italiani, i corsi di spagnolo, i corsi di certificazione in informatica, corsi d'arte e alcuni corsi che vorremmo far partire con l'amministrazione, chiedendo però un successivo appoggio anche con le industrie locali, proprio per dare nuovi servizi al territorio. Di fatto post pandemia abbiamo avuto una grande difficoltà, ma la stiamo registrando su tutti i territori, di abbandono di quello che è lo studio, anche in giovane età, non soltanto da ragazzi stranieri ma anche da famiglie italiane
che per un motivo o per l'altro hanno avuto difficoltà e quindi sono in carico al sociale dell'ente, e quindi questo nuovo servizio sicuramente saprà andare ad agganciare questi disagi giovanili per prevenire poi situazioni peggiori in futuro. Oltre a una grande collaborazione che abbiamo già in mente con il nuovo plesso e con la presidenza che dirigerà questa scuola, di una collaborazione con l'Università Adulti e Anziani per dare ulteriori servizi. Parliamo proprio dei corsi legati allo SPID, alla gestione dell'informatica e naturalmente i corsi di inglese. Ecco, poi chiedo cortesemente a Federico Cibotto di inquadrare invece un altro edificio, l'edificio proprio davanti alla scuola, all'ex scuola elementare. Bene, ci sarà tutta una riqualificazione, Sindaco, anche di quest'area. Sì, questo è un secondo progetto che abbiamo presentato come amministrazione alla Fondazione Cari Verona, ed è proprio un progetto legato, si chiama Bando Step, legato a tutte quelle aree che vanno in riduzione di quella che è la popolazione, quindi di spopolamento. La possibilità appunto di agganciare il fatto che c'è una scuola in chiusura sicuramente ci darà anche un punteggio maggiore, ma allo stesso tempo abbiamo chiesto anche l'appoggio del nuovo plesso per presentare la progettualità, e qui vedrà, se prenderemo naturalmente il contributo, prevede un investimento di oltre 150.000 euro, di cui 30.000 euro investiti dall'amministrazione, per creare quella che è una ciclo-officina, dei locali annessi naturalmente a servizio di questa, un punto ristoro attrezzato proprio per puntare su quello che è forte e ha reso famosa la nostra frazione, quindi anche il mondo del ciclismo, oltre che la rete sentieristica. È un progetto a cui lavoriamo da 5 anni, ma ora si è presentato questo bando, e direi che collegare le due cose per il rilancio della frazione, appunto di un'area non disagiata ma di periferia, sia il modo per portare anche possibili investimenti privati nell'area appunto della frazione, visto che comunque la nuova scuola porterà un movimento di circa 600 persone per i vari corsi durante l'arco della settimana. Insomma, direttore, hai sentito un rilancio davvero totale, completo del quartiere, di tutta quanta l'area di Valle San Floriano. A settembre, Sindaco, ci troviamo per l'inaugurazione della nuova scuola. Quindi aspetto anche il direttore, Ecco, direttore, sei stato invitato anche tu quindi all'inaugurazione della nuova scuola qui a Valle San Floriano, che è bellissima tra l'altro come frazione, e ti ricedo la linea. Grazie al Sindaco Mozzo, Vanessa Banzatto per la parte tecnica, Federico Cibotto. Andiamo in pubblicità, 2 minuti e poi torniamo subito con voi. Nuovo in diretta con Focus TG, vediamo i titoli dell'Arena di Verona. Sicurezza Piantedosi, il ministro degli interni sarà a Verona, un vertice per migliorare la situazione. Poi lavori sulla rete ferroviaria, il 20 agosto circolazione sospesa per 4 ore tra Brescia e Verona. Preso un 23enne ricercato per aver accoltellato un uomo in Trentino. E poi la fine di un incubo, esce dal carcere e minaccia e violenta di nuovo la stessa donna, lo stalker è stato arrestato. Andiamo adesso in diretta di nuovo da Christian Arboit, da Zenon, dove c'è un caso di bullismo, addirittura è stato picchiato il padre di una delle ragazze bullizzate. A te, Christian. Assolutamente, direttore, buongiorno di nuovo anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica. Abbiamo cambiato location, siamo nel centro di Zenson di Piave. Questa è la chiesa, queste le gradinate della chiesa dove si sono svolti parte dei fatti, quindi ritorniamo a martedì sera, una diatriba fra delle ragazzine che poi appunto è finita con una rissa, ma andiamo per gradi. 9:15 di martedì sera, qui c'erano delle ragazzine, dei ragazzi del posto. Sì, esatto, come da buona prassi nei piccoli comuni come i nostri, i ragazzini si trovano ancora la sera, per fortuna, a scambiarsi 2 chiacchiere e a mangiare un gelato, ed era proprio questo. Martedì sera un gruppo di ragazzi zensonesi erano qui per mangiare un gelato tranquilli sugli scalini della chiesa. Quindi sindaco, una sera come tante. Poi a un certo punto delle ragazzine che si trovavano qui in questa zona, siamo così dettagliati, direttore, perché poi
queste sequenze sono state riprese dalle telecamere che fra poco vi mostriamo. C'erano delle ragazzine qui del posto che stavano mangiando il gelato, che sono state a un certo punto avvicinate da altre ragazzine, tutte minorenni. Sì, esatto, da quanto insomma, abbiamo ricostruito grazie al prezioso supporto dei carabinieri, si sono avvicinate 2 ragazzine minorenni e hanno cominciato a disturbare e a importunare le ragazze che erano sedute qua. Chiedendo loro dei soldi. Sì, esatto, da quanto sembra hanno chiesto dei soldi e ovviamente le ragazze non glieli hanno dati e da lì è nata probabilmente dei diverbi tra di loro e poi insomma sappiamo com'è andata. Ecco, sappiamo com'è andata, diciamo ricostruiamolo perché cosa succede? Una delle vittime, una delle ragazzine prese di mira chiama il papà qui di Zanson di Piave che raggiunge la figlia. Arriva sul posto, ci sono ancora le ragazzine, ci sono ancora le baby bull, chiamiamole così, che nel frattempo sono state raggiunte dai fidanzatini. Sì, esatto, anche qua da come si può capire dalla ricostruzione fatta anche dai carabinieri, le ragazze erano state raggiunte nel frattempo probabilmente dai fidanzati che le hanno raggiunte qui in centro. Tutti minorenni o poco più? Sì, esatto, sì, tutti minorenni. Ecco, è a questo punto che nasce un alterco fondamentalmente tra le ragazzine con i rispettivi fidanzati e il papà della vittima, esatto. Di una delle vittime. Lui poverino, esatto, è stato aggredito e purtroppo è stato coinvolto in questa piccola rissa e sì. Esatto, confermo. Ecco, è successo, non so Simone se possiamo attraversare la strada chiaramente sulle strisce e avvicinarci al monumento, è successo qui vicino al monumento, quindi siamo a martedì sera 9:15, 9:30 di sera e questo papà zensonese viene di fatto picchiato, aggredito qui vicino al monumento dalle 2 baby bulle e dai rispettivi fidanzati. Esatto, sì, esatto. Confermo, purtroppo ha subito anche appunto alcune lesioni semplici per fortuna, ma le ha subite comunque sì. Perché poi è ricorso anche alle cure del pronto soccorso. Certo, esatto, sì, esatto. Poi ovviamente è andato al pronto soccorso la mattina dopo, ha sporto denuncia regolare ai carabinieri e poi da lì sono partite le indagini. Non solo, perché poi questi baby bulli hanno colpito anche l'auto del papà. Sì, purtroppo oltre al danno anche alla beffa, nel senso che un ragazzo prima di scappare purtroppo ha bucato anche le gomme dell'auto del signore, che poco prima era stato picchiato, insomma. Quindi parliamo di baby bulli veri e propri che sono stati comunque identificati di fatto, perché avviciniamoci anche a una delle telecamere qui sotto, mi pare di averla intravista, eccola, no? Più di una volta con lo stesso sindaco Dallanese abbiamo parlato di videosorveglianza, di sicurezza, così come facciamo con tutti i sindaci del territorio. Ecco, telecamere, grazie Simone che la sta inquadrando, che si sono rivelate utilissime. Certo, infatti io colgo l'occasione per ringraziare ovviamente i carabinieri che sono arrivati subito poco dopo, alcuni minuti dopo qui a Zanson martedì sera, e ai quali noi ovviamente abbiamo subito dato i filmati di queste telecamere, e filmati che si sono rivelati poi fondamentali probabilmente per l'identificazione di questi ragazzi. Lei stesso sindaco Dallanese è stato dai carabinieri. Sì, quindi, certo. Sì, quindi parliamo di ragazzi e ragazze, questi diciamo così baby bulli che non sono di Zanson di Piave. No. Parliamo di una banda, perché possiamo utilizzare questo termine visto com'è andata, che stava già agendo da alcune sere. Sì, esatto, è importante quello che lei mi ha detto e colgo l'occasione anche per dirlo ai miei cittadini, anche su indicazione dei carabinieri, che per rassicurarli che non c'è nessun contatto, nessun collegamento con i nostri ragazzi di Zanson. Questo erano un gruppo di persone che passava per Zanson, ha fatto questi atti e poi se n'è andato subito da Zanson di Piave. Ecco, una banda che aveva già colpito a Monaster e probabilmente anche a Fossalta, dove era in corso la fiera, la sagra. Probabilmente gli spiccioli che le ragazze chiedevano servivano proprio anche per le giostre, molto banalmente. Esatto, questa è in realtà l'ipotesi che stanno valutando anche i carabinieri, si conferma, esatto. Quindi non c'è nessun collegamento col territorio zanzonese, per fortuna, insomma. Però parliamo comunque anche di ragazzi italiani,
alcune, forse le ragazze di seconda generazione, ma i ragazzi a quanto pare proprio italiani. Sì, a quanto risulta, da quanto appunto dicono i carabinieri, risulta proprio che siano italiani, siano gente italiana, insomma. Quindi questo è il quadro di un fatto che comunque è particolarmente inquietante, insomma anche violento, soprattutto in una comunità come questa che è tranquilla. Sì, certo, infatti questo fatto in realtà ha messo in allarme Zensone di Piave, che è un piccolo comune, insomma, ancora tranquillo per fortuna, e ha messo in allarme appunto la popolazione e ribadisco ancora una volta non c'è nessun contatto, nessun collegamento con i ragazzi di Zensone, e per fortuna quell'evento è nato sfortunatamente quella sera ed è morto quella sera. Perché probabilmente appunto questi ragazzi poi erano diretti a Fossalta di Piave. Grazie sindaco Dalanese. Direttore, un quadro abbastanza grave, possiamo parlare proprio di baby bulli in azione, ma appunto sono stati identificati, chiaramente vista l'età non ci sono particolari dettagli, ma chiaramente tutti gli aggiornamenti ve li daremo nel corso delle edizioni serali dei nostri telegiornali. Per il momento da Zensone di Piave è tutto. Con Simone Merlo, direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte. Cristian Arboit, Simone Merlo per la parte tecnica e il sindaco di Zensone di Piave. Andiamo in pubblicità ancora un paio di minuti e ritorniamo subito. Andiamo a Bassano del Grappa per un aggiornamento sulle sostanze PFAS che sono presenti nelle acque di San Michele. Il documento di ARPAV con tutti i risultati delle analisi sui PFAS nelle acque superficiali di San Michele ora è pubblico e si può consultare sul sito del Comune di Bassano. La relazione, arrivata in municipio lo scorso 29 luglio, mostra i risultati sui 4 prelievi effettuati tra l'8 marzo e il 3 aprile. 10 i punti di campionatura numerati in rosso in questa foto aerea. Siamo nella zona tra la discarica Pascolara e via Morelli. I dati che vediamo in questa tabella evidenziano la presenza di sostanze PFAS suddivise per punto di campionamento, singola sostanza e somma espressa in nanogrammi per litro. C'è un punto preciso nei pressi della discarica dismessa ex Pascolare che dà dei dati che sono anomali, però io ci tengo a precisare che è un punto specifico, che i dati sono sotto controllo e che l'acqua del comune di Bassano, soprattutto della frazione San Michele, è in ordine, cioè l'acqua del nostro acquedotto è perfetta. L'analisi tecnica dettagliata dei risultati dei campionamenti sarà al centro di una commissione che sarà convocata dall'amministrazione comunale per il prossimo mese di settembre. È chiaro, insomma, ARPAV dà delle indicazioni, dà dei dati, apriremo questo tavolo tecnico in maniera da continuare questo percorso, lo faremo in maniera molto trasparente, faremo insomma un lavoro di squadra, maggioranza e minoranza, ovviamente organi competenti per arrivare poi alla soluzione finale. Intanto, come richiesto dalle minoranze in Consiglio Comunale, il sindaco Finco sta valutando la possibilità di emettere un'ordinanza. Il sindaco Finco sta sicuramente valutando questa situazione, ma sta anche attendendo insomma quelli che sono i riscontri da parte degli organi preposti. Fare un'ordinanza magari generica dove si consiglia di non utilizzare acqua di risciogliamento è chiaro che insomma può in qualche maniera creare degli equivoci, cioè bisogna capire ma chi effettivamente utilizza quest'acqua, chi ne può accedere, insomma a differenza magari dell'acqua dell'acquedotto piuttosto che quella gestita dal consorzio di bonifica, che è ben diversa insomma da acqua di risciogliamento che proviene insomma da una valletta dove al di sopra c'è una discarica. Una situazione che necessita di ulteriori approfondimenti, così scrive l'ARPAV nelle sue conclusioni. Suggerisce al Comune di acquisire la planimetria delle tubazioni delle acque meteoriche e reflue dell'area e ad ETRA di fornire ulteriori esiti di analisi delle acque di ruscellamento della discarica Pascolara al fine di poter individuare l'origine della presenza dei PFAS. Su queste novità abbiamo sentito il parere del presidente di quartiere Enrico Feltrin.
Beh, sicuramente un po' di preoccupazione c'è, adesso leggeremo anche noi, studieremo anche noi i dati appena pubblicati, io mi aspetto che comunque siano in linea con quelli che ho già visto durante tutte le riunioni a cui ho partecipato, dunque una presenza sicuramente di FOS sul tubo di scarico e una presenza di FAS invece nella parte alta della discarica. Ecco, vedremo di analizzarli bene e di definirne cosa fare. Senta, ARPAV dice che sono necessari comunque degli ulteriori approfondimenti perché è fondamentale arrivare all'origine poi. Assolutamente sì, questo è uno dei 3 punti che il Consiglio di quartiere ha messo nero su bianco, cioè trovare la fonte inquinante. Questo penso sia assolutamente necessario per capire anche poi come muoversi. Per quanto riguarda la salute pubblica chiediamo di valutare assolutamente di emettere un'ordinanza per il divieto di consumo di quest'acqua, dell'acqua di quel ruscello all'uscita del tubo per gli usi irrigui e per gli usi di abbeveramento di eventuali animali domestici. Ecco, questo potrebbe essere un primo passo da fare anche subito. Io spero che le prossime, se c'è da valutare qualche altro campionamento, sia molto più veloce, perché bisogna arrivare assolutamente ad una risoluzione del problema in modo veloce ma che sia veramente efficace. Ecco. Domenico Chemello, cittadino di Romano d'Ezzelino, cura personalmente da diversi anni un monumento ai caduti sul Monte Grappa. Sono diventato vecchio, ha detto, e adesso ho bisogno di aiuto. Questo monumento per me è tutto, è la vita, perché questo monumento ha 3 colonne mosse. Una colonna è per ricordare i caduti della prima e seconda guerra mondiale. La seconda colonna ricorda quelli che muoiono nella strada del Grappa e quelli del volo libero. La terza colonna ricorda i recuperanti del ferro della prima guerra mondiale. Mio padre di 28 anni, raccogliendo il ferro sul Grappa, ha lasciato la vita. Io sono nato 5 mesi dopo. Domenico Chemello vive a Romano d'Ezzelino e da diversi anni si prende cura di questo monumento che si trova a Costalunga, all'altezza dell'8° tornante lungo la strada Cadorna sul Monte Grappa. Ogni anno mette a dimora decine e decine di piante e di fiori. È un tappeto di colori, quello che crea in ricordo anche di suo papà, morto proprio sulle pendici del Monte Sacro alla Patria. Ma i fiori hanno bisogno di acqua per vivere e il signor Domenico, con i suoi 85 anni, ora è in difficoltà. Per tenere su i fiori come che ci sono adesso, minimo ci vuole 150 litri di acqua. Un giorno sì, un giorno no. Questo momento è diventato complicato perché, nonostante che abbia tanta passione, adesso avrei bisogno se qualcuno può aiutarmi. Il signor Domenico chiede di essere aiutato perché a giorni alterni deve partire da casa, da Romano d'Ezzelino, e salire fino al monumento e per lui è diventato troppo faticoso. Qualcuno poi gli ha rubato anche il bidone con la riserva di acqua e questo gli ha creato altri disagi. Non solo, c'è anche chi, soprattutto la domenica, parcheggia l'auto proprio sotto il monumento. Allora abbia un po' di creanza perlomeno di parcheggiare dai lati, ma lasciare libero il posto centrale. Se passa qualcuno che andrà a vedere il monumento non può andare assolutamente. Il rispetto, quando ci manca per i morti, manca rispetto per tutti. Allora andiamo nel Bellunese, nel Comelico, dove c'è stato un taglio delle linee degli autobus. Tra l'altro ricordo che è stata ripristinata la viabilità tra Comelico e Carnia perché è stato risolto il problema delle grosse frane che avevano ostruito le strade. Sentiamo. Ma che è sto casino, vabbè? Ascoltami, c'ho qua una signora che deve andare a Padova Atalanta. C'è ora la prima e alle 5:30. Ma nell'orario non è scritto così. Scene di ordinaria follia in un'estate che sarà ricordata dai comeliani come la peggiore in assoluto per il trasporto pubblico, soprattutto nelle giornate festive e prefestive, quando per un cittadino o per un turista che arriva a Calalzo raggiungere il Comelico è impresa da Guinness dei primati. Sono numerose le proteste arrivate in redazione. Quello che vi mostriamo è il dialogo fra un cortese autista della Dolomiti Bus e una villeggiante che arriva da Venezia ed è diretta a Padola. È un sabato. Con il figlio e il suo animale d'affezione, i bagagli, la villeggiante
parte dalla stazione di Venezia alle 7:40 per raggiungere Dosoledo. Il treno arriva a Calalzo alle 10:27. Di coincidenze utili dirette manco a parlarne. Il primo pullman disponibile, visto che il collegamento diretto è stato spezzato, è quello della linea 33 delle 12:40 che porta a Cima Sappada, confermata a Santo Stefano alle 13:10, dove la prima coincidenza utile per arrivare a Padova di Comelico è 4 ore dopo, alle 17:30. Sentiamo di nuovo l'autista che tenta di aiutare in qualche modo la villeggiante. Prima di questo quale c'era l'orario? All'1 non c'è. Quindi uno alle 12:15 e uno alle 5:30. 6 ore senza pullman. Nella biglietteria non mi hanno avvertito, mi hanno venduto un biglietto per Padova. Non so che dire. Se in biglietteria non ti dicono cosa fare, non ho parole. Non so cosa fare, sì. Grazie. Ma c'è di più. Per il mese di agosto Dolomitibus ha soppresso tutte le corse da e verso Padova, tranne 3. Una situazione insostenibile in piena stagione turistica. In Comelico residenti e turisti stanno organizzando una raccolta firme da inviare al presidente della regione Luca Zaia per sollecitare un suo intervento. A fare rabbia la constatazione che l'orario estivo dell'azienda di trasporto pubblico bellunese abbia privilegiato esclusivamente i collegamenti con la Val Boite e Cortina, lasciando a piedi le terre alte. Subito dopo la pausa estiva, come ha affermato martedì il consigliere provinciale delegato ai trasporti Massimo Bortoluzzi, sarà convocato il tavolo provinciale dei trasporti, ma per allora i danni che sta scontando quell'area vituperata del Bellunese saranno irrimediabili. Grossi problemi anche nel trasporto veneziano della CTV e i sindacati vanno verso lo sciopero. Sentiamo. Noi vogliamo assolutamente informare i cittadini, informare la città che la situazione è drammatica, non solo per quello che si è già detto, cioè carenza di organico, è drammatica perché non c'è una programmazione e non c'è nemmeno l'idea di continuare ad essere un servizio pubblico alla mobilità della cittadinanza. Se continua così, tra una decina d'anni ACTV rischia addirittura di non esistere più. Doveva essere una tappa di avvicinamento allo sciopero del 9 settembre, invece l'incontro promosso da tutti i sindacati presenti nell'azienda di trasporto pubblico veneziana è stata una presa di coscienza di una situazione talmente grave da metterne in dubbio l'esistenza futura. Noi siamo preoccupati più che fra 10 anni, già dal prossimo anno, se non ci si mette seriamente a parlare. Per questo chiediamo un incontro anche di nuovo col Comune, con l'assessore alla mobilità, che mi sembra essere il sindaco in persona. Su che opinione abbia circa le attuali difficoltà della CTV, in realtà il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, si è già espresso nell'ultimo consiglio comunale. Malattie, permessi, eccetera, eccetera, che sono fatalità molto superiori alle medie stagionali del periodo, che sono già molto alte. Scaricare la colpa con l'assenteismo dei lavoratori non può trovarmi assolutamente d'accordo, perché i dati parlano chiari. Il problema è stato la programmazione del servizio, perché infatti ora hanno dovuto rimodulare il servizio all'8 di agosto, riappesantendo di nuovo i turni di lavoro e rimodulando tutte le linee. Rispetto agli stessi orari del 2019, in quest'ultimo scorcio d'estate ACTV ha tagliato quasi 180 vaporetti al giorno. Chi non salirà su quelli dovrà accalcarsi su quelli che rimangono, dove lavora un personale sotto organico e sotto stress e sempre più difficile da reperire. La dinamica del contratto nazionale ferma, la dinamica del contratto aziendale ferma, perché hanno ridotto sostanzialmente il costo del lavoro, fa sì che non riusciamo a reperire sul mercato del lavoro preposti al comando, che siano comandanti o che siano capobarca. Le brutte notizie arrivano anche a livello italiano, con la rimodulazione del criterio di riparto del Fondo Nazionale Trasporti. Il Veneto, che non ammetteva nulla, sarà ancora penalizzato, grosso modo perderà dai 25 ai 30 milioni di euro. Questo poi tradotto in ACTV saremo sui 12-13 milioni di euro in meno rispetto al riparto precedente. Quindi adesso anche qui la bella domanda che dobbiamo farci: cosa farà la Regione Veneto? Metterà le risorse? Non le metterà? Chiederà di tagliare i servizi? La stessa cosa lo dovremo chiedere all'amministrazione comunale. Servizio di Filippo Fois. Chiudiamo con la notizia che abbiamo dato poco fa, pubblicata anche dal Gazzettino. Natalia Cristante, travolta in bici, lasciata morire sul ciglio della strada, era accaduto a Portogruaro, è stato individuato il tir pirata.
È tutto per oggi, grazie molte, grazie per averci seguito fino a qui, grazie Mattia Pizzaia, Francesca Pezzo in regia, ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus. Buona giornata.